imputati che non hanno risposto. Crisafulli Francesco, Fazio Salvatore, Mazzei Santo, Quattrocchi Alfredo, Rigano Filippo, Santa Paola Angelo del 62, non risponde, Santa Paola Angelo del 62, Zucchero Nunzio, Zucchero Nunzio, Zucchero Domenico, Allora, informo che Fazio Salvatore è stato ricoverato in ospedale, non so se ieri o l'altro ieri. Per ieri c'era la rinunzia, per oggi non abbiamo nessun atto di rinunzia. C'è una relazione del sanitario dell'ospedale? Della unità sanitaria locale 35 dell'ospedale Ferrarotto, dalla quale risulta che è ricoverato per accertamenti in quanto affetto da cardiopatia ischemica. Quindi da questa relazione risulterebbe la impossibilità a presenziare all'udienza dell'imputato Fazio Salvatore. Gli avvocati sarebbero Giuseppe Di Mauro, qui mi risulta, e l'avvocato Luigi Colaleo. Qualcuno sostituisce? C'è un sostituto di questi difensori? Avvocato Pogliese? E allora, le osservazioni, il pubblico ministero e il difensore sulla situazione. Sì, no. Presidente, noi crediamo che comunque si debba fare un accertamento, perché la cardiopatia ischemica, se ancora sono accertamenti in corso, credo che non sia un dato definitivo, quindi magari in questa impossibilità di procedere con la presenza si fa uno stralcio, però io credo che a brevissimo termine bisognerebbe disporre un accertamento per verificare l'esistenza della patologia e la sua incompatibilità, la conseguenza che determinerebbe nel fatto che l'imputato non possa presenziare al dibattimento. Il difensore? Difensore di ufficio, il quale logicamente viene nominato oggi, informato sulle attuali condizioni come si verificano a cura della relazione trasmessa dal nosocomio presso cui lo imputato è ricoverato, ritiene che l'accertamento sia necessario anche per le conseguenze successive ove la medesima persona perdurasse nel ruolo del difensore di ufficio. Allora, la Corte dispone intanto lo stralcio della posizione di Fazio Salvatore, ritenuta la impossibilità dello stesso a presenziare all'udienza odierna per motivo di malattia, e dispone che la Cancelleria richieda ulteriore relazione al dirigente dell'Istituto di Cardiologia dell'Università di Catania, professore Giuseppe Giuffrida, sulle condizioni dell'imputato ricoverato e sulla prognosi e sulla previsione di dimissioni. Questo per quanto riguarda le vicende future del processo a carico del Di Fazio.
Informa altresì che non è presente in aula l'imputato Mazzei. Mazzei Santo, perché stamattina era impegnato in udienza avanti alla Corte d'Appello, Piazza Verga. Udienza che è terminata, l'imputato sarebbe in traduzione. Allora aspettiamo. Difensori sono gli avvocati De Luca e Faraone, non c'è nessuno dei due presente. Prego? Anche loro. Li può sostituire lei, avvocato? E allora disponiamo che si accerti presso la matricola del carcere se l'imputato è stato liberato dai suoi impegni e quindi possa essere tradotto. La previsione, in ordine, il tempo, sì, per la traduzione. E diamo poi atto al verbale che sono presenti gli avvocati Reina, Viscuso, Libera, Pogliese, l'avvocato Amato, l'avvocatessa Danna, l'avvocatessa Caltabiano, l'avvocatessa Dionisi, l'avvocato Attanasio, l'avvocato Penna, gli avvocati di Giorgio, Romano, Franco Russo, Rizzo, l'avvocatessa Rizzo, l'avvocato Mario Giuffrida, l'avvocato Strano Tagliarini, l'avvocato Gino Grassia, avvocato Catania Milluzzo, sì. Attendiamo la risposta della matricola. Sì, la linea per favore, l'ultima cella di destra, alla mia destra. Buonasera. Si accomodi. Allora, la scorta dovrebbe portare qui l'imputato. Lei è? Che non la vedo da qui. Ercolano Giuseppe. L'imputato Ercolano Giuseppe ha la parola, può parlare. Presidente, colgo l'occasione per ripetermi in quanto si parlava di malati. Io sono un malato. Dice, tu quando mi mangio, ma comunque sono malato. Tant'è vero che mi volevo portare un panino e non mi fece uno sasene. No, non ho capito. Sono voluto portare un panino, giusto che sono un diabete che ogni tanto mi fa
per assorbire certi acidi, non lo so, e non me l'hanno fatto entrare. E ci vuole un certificato medico. I medici ci sono, ma non sono sempre disponibili. Cioè, a 60 anni è brutto chiedere l'elemosina per ogni fabbisogno personale tutte le volte. Purtroppo qua non ci sono neanche raccomandazioni. Mancate in Centopoli, insomma, mi soffrono come tanti cretini. Contemporaneamente, caro Presidente, ho lamentato sempre il fatto delle scarpe, cioè il fatto della spogliarello. E già siamo abituati, siamo stanchi. Poi c'è un'altra cosa. Io avendo la mia, grazie a Dio, età di 60 anni, a pressione che mi chiama i vicini, meno male che mi stavo chiesto che chiama i vicini, e magari un problema che quando scendo, caro Presidente, mi viene da morire. Generalmente ci potevo morire se si può fare un'eccezione essendo malato, diabete, che non mi fanno loro i scappi. Che non mi fanno togliere le scarpe. Che magari calo così mi calo, pazienza, siamo già nuovi e mi calo. Ma se si potesse usare magari questa bella umiliazione che sempre è una... Certo lei magari si sentiva, insomma... No, io posso trasmettere lo stralcio del verbale alla direzione del carcere. Io posso trasmettere, generalmente, perché, scusate, si perde tempo, arriviamo più tardi, non possiamo... cioè, si perde tanto di quel tempo che non è, cioè, è controproducente, è spesoso, perché ci sono vendavati che non controllano. Sì, è vero, cioè, poi non si va a indagare il retroattivo, si va a indagare, cioè io non voglio insegnare niente, ho tanto da insegnare, ma mi vergogno in questa seduta, in questa corte, a poter ricordare quello che posso insegnare a questa struttura, perché a fare il dirigente di una struttura non ci vuole, per uno che ce l'ha innata non ci vogliono 20 anni di studio, ma c'è uno periodo di tempo e di denaro, signor Presidente, io abitassi. E di questo mi lamento e lo vedo e ne faccio verbale per poter domani di attaccare questo sperperio di denaro nei confronti del popolo che è il versatore di questi soldi e di come sono sperperati in queste aule. Guardi, non sono valutazioni che le competono. E non competono, devono essere dichiarazioni attinenti ai fatti del processo, non è che tutto quello, guardi. Sono qua perché posso ricordare, Presidente, io sono un capo richiesto per sentito dire già nella vita. Questo lo sappiamo. Ora, lei l'ha ripetuto, ascolti, l'ha ripetuto più volte. Per quanto riguarda i fatti del processo sono ammesse le dichiarazioni. Questi sono fatti che se le servono soltanto come sfogo, come dice lei può scrivere, può anche scriverle e mandarle direttamente alla Presidenza. Va bene. Allora chiudiamo la parentesi, dispongo che stralcio del verbale sia trasmesso alla direzione del carcere e lei è licenziato. Licenziato? Sì, per questo suo intervento. Ma non licenziato. S'accomodi. Sempre, non licenziato mai. S'accomodi. La ringrazio. L'avvocato Pogliese in sostituzione di difensore assenti, penso che potremmo cominciare. Che dice? Mazzei è in aula? Vogliamo chiamarlo di nuovo, vediamo se c'è. Vediamo se è arrivato. Mazzei. E la linea sull'ultima cella di sinistra, la mia sinistra. No. Ah sì, si accomodi, venga avanti.
Buonasera. Io sono imputato dell'arresto domiciliare, Suranitti. Come? Suranitti. Allora, l'imputato Suranitti ha la parola. Dunque, signor Presidente, io mi riallaccio un po' al discorso fatto dal signor Mattolini. Dal giorno 12 si dovrebbero andare ad ascoltare i collaboranti a Torino. Ora, io in qualità di imputato agli arresti domiciliari, come posso fare ad andare a Torino? Cioè, praticamente tutte le spese dovrebbero essere a carico mio, essendo agli arresti domiciliari. Ora, io non essendo in condizioni economiche tali da poter affrontare queste spese, non faccio altro che rimettermi nelle mani della signoria vostra e della Corte affinché i miei diritti alla difesa vengano tutelati. Io le chiederei di formalizzare l'istanza, signor Suranitti. In che senso? Lei parli del problema al suo difensore e facciano un'istanza formale. Io del mio problema al mio difensore non ho parlato. E il mio difensore mi ha detto che c'è un articolo del codice di procedura penale che tutela i collaboranti in quanto tali hanno bisogno della tutela, non lo so di che cosa. Però dici, per quanto riguarda la tutela al diritto alla difesa, dice una tutela che dipende dal suo portafoglio. Ora, siccome questo mio portafoglio purtroppo è vuoto, io non faccio altro che affidarmi nelle vostre mani affinché il mio diritto alla difesa sia tutelato. Io lo sto dicendo, quello che lei sta dicendo qui a verbale, lo faccia con un'istanza, la formalizzi, la faccia formalizzare. E si dovrà prendere un provvedimento. Grazie, buonasera. Buonasera. Mazzei è presente? Bene, allora possiamo cominciare. Pubblico Ministero? Spampinato, Presidente. Se l'ha chiamato lei? Sono l'avvocato Peluso. Sono presente questa sera nell'Aula, Presidente, perché assisto il signor Giuseppe Spampinato, in quanto convocato in questa sede perché imputato di reato connesso. Avevo chiesto cortesemente, ma i pubblici ministeri hanno già proceduto a chiamare il signor Spampinato come teste subito prima di procedere ad altro tipo di interrogatorio. Va bene. Sono stato esaudito. È saltato, sì. No, c'è. Ho capito. Se ne parla più tardi. Sì, va bene, grazie. Prego, buon lavoro. Si accomodi, venga avanti. Lei è il signor? Il signor? Spampinato Giuseppe. Luogo e data di nascita, per favore. Luogo? Revilla di Catania, 18 dicembre 1929. Ho sentito dalle parti che lei è stato citato in qualità di imputato di reato connesso. Cioè, lei ha avuto un'indagine, a suo carico c'è stata un'indagine per un reato connesso con quelli per cui stiamo procedendo? È lo stesso reato? Cioè, ecco, vorrei sapere la sua vicenda giudiziale come si è chiusa. Ho fatto il patteggiamento. Sì. Ora, per questa sua qualità lei ha diritto intanto ad essere assistito da un avvocato in questa sede. Essere assistito da un avvocato in questa sede. L'avvocato Peluso presente in aula e inoltre la legge le consente di astenersi dal sottoporsi all'esame chiesto dal pubblico ministero.
Quindi lei deve dichiarare preliminarmente se intende avvalersi di questa facoltà. Prego? Non è stato chiesto dal pubblico ministero. Il signor Spampinato non è stato citato al pubblico. Allora, da chi l'ha fatto citare? Dalla parte che l'ha fatto citare. Sì, Presidente, era stata una richiesta di questa difesa, sono l'avvocato Strano. Sì. Quindi preliminarmente lei deve dichiarare se intende sottoporsi all'esame oppure intende avvalersi della facoltà di astenersi dal deposito. Mi attengo dalla facoltà di non essere. In questo caso lei può andare. Stando così le cose può andare, sì. Lei è la signora? Caruso Antonina. Nata? 12/12/1937. Dove, signora? A Catania. Risiede a Catania? Sì. L'avvocato Peluso vuole la parola? Sì, grazie Si Presidente. accomoda. Presidente, io le chiederei di rivolgere alla signora Caruso Antonina, che è moglie di Spampinato Giuseppe. Può stare comodo, avvocato. Grazie Presidente. Le chiederei di rivolgere alla signora Caruso, che è moglie l'invito a avvalersi della facoltà di non rispondere, oppure chiedere se intende rispondere alle domande, perché l'articolo 199 del Codice di procedura penale prevede questa prerogativa per il prossimo congiunto dell'imputato. In questa sede non è un prossimo congiunto imputato in questo processo perché il marito ha patteggiato la pena, era imputato nel processo Orsa Maggiore e all'udienza preliminare ha risolto la sua vicenda giudiziaria. Poc'anzi il marito si è avvalso della facoltà di non rispondere. Riteniamo che il diritto dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere, che chiaramente trasmigra nel processo a carico degli altri coimputati, è un diritto a che non si possa discutere più della propria vicenda giudiziaria, e lo stesso diritto della moglie che esisteva nel procedimento a suo carico analogamente trasmigri in questo procedimento. Ho trovato una sentenza della Corte Costituzionale recentissima, 25 maggio 1994, numero 22, a margine dell'articolo 199 del Codice di procedura penale, laddove la Corte, risolvendo una questione di legittimità costituzionale proprio dell'articolo 500,2 bis, stabilisce quali sono le ragioni e i limiti della facoltà di non deporre nel processo penale per i prossimi congiunti. E dice testualmente: si tratta di ragioni consistenti nella tutela del sentimento familiare latamente inteso e nel riconoscimento del conflitto che può determinarsi in colui che è chiamato a rendere testimonianza tra il dovere di deporre e dire la verità e il desiderio o la volontà di non danneggiare il prossimo congiunto. Dice ancora la Corte: la tutela riconosciuta alla particolare posizione del prossimo congiunto non si esaurisce nelle disposizioni dedicate alla testimonianza, in quanto esprime un principio generale applicabile in tutti i casi in cui le dichiarazioni di tali soggetti possono assumere rilevanza in sede processuale. Riteniamo quindi, con il conforto della Corte Costituzionale,
che il principio che garantisce al prossimo congiunto nel processo a carico dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere necessariamente debba essere applicato in questa sede, laddove le stesse prerogative ha il prossimo congiunto dell'imputato di reato connesso. Grazie. Se ce lo vuole mettere a disposizione, avvocato, questa sentenza, Sì, sono grato. E nel codice che la collega Pubblico Ministero. Presidente, i pubblici ministeri debbono esprimere avviso contrario alla osservazione formulata dalla difesa dell'imputato di reato connesso Spampinato Giuseppe. Noi riteniamo che per risolvere il problema che la Corte dovrà esaminare bisogna ricostruire quella che è la effettiva ratio della incompatibilità ad assumere la qualità di testimone dell'imputato di reato connesso o del coimputato del medesimo reato. È noto che la disposizione dell'articolo 197 prevede questo divieto di assumere la qualità di testimone dell'imputato di reato connesso o dell'imputato nello stesso reato, anche se nei confronti di costoro sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere o di condanna, salvo, dice la legge, che la sentenza di proscioglimento non sia passata in giudicato. Il fatto che la disposizione di cui all'articolo 197 faccia una riserva soltanto per la sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato ci fa riflettere, e invitiamo la Corte a fare altrettanto, su quella che è la ratio dell'istituto. Se cioè la ratio dell'istituto della incompatibilità ad assumere la qualità di testimone sia uguale nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento e nell'ipotesi della sentenza di condanna, o se per avventura nell'ipotesi di sentenza di condanna passata in giudicato, come nel caso di specie, la ratio dell'istituto non sia diversa. Certamente nell'ipotesi di un procedimento in corso cui l'imputato ha interesse, l'imputato di reato connesso abbia interesse, è ben comprensibile che il legislatore si sia preoccupato del fatto che l'imputato di reato connesso possa rendere delle dichiarazioni che sono a lui pregiudizievoli. E questa è una ratio che possiamo condividere nell'ipotesi in cui il processo non è passato nella fase, cioè non sia intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione di proscioglimento. È chiaro che finché non sia intervenuta questa sentenza, l'imputato di reato connesso che rende dichiarazioni in altro processo potrebbe, sullo stesso fatto sul cui è chiamato a deporre, rendere dichiarazioni che siano a lui pregiudizievoli. Tant'è vero che nell'ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento sia passata in giudicato, la legge non pone più il divieto. Ma è la stessa cosa nell'ipotesi in cui sia intervenuta invece, come nel caso di specie, una sentenza di condanna, sia pure per patteggiamento della pena, passata in giudicato. Nell'ipotesi in cui la sentenza non fosse passata in giudicato, potremmo condividere che la ratio dell'istituto sia ancora quella di salvaguardare l'imputato dal fare dichiarazioni per lui pregiudizievoli. Ma nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna, come nel caso di specie, sia passata in giudicato, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il signor Spampinato Giuseppe
sia pure per pena su richiesta di applicazione delle parti, sia stato condannato per il reato di cui all'articolo 416 bis, la ratio dell'istituto della incompatibilità a testimoniare non può essere la stessa. Allora va ricercata nel principio che la legge vuole garantire, cioè quello di assicurare che la testimonianza sia preservata da qualunque interesse ad interferire sulla ricostruzione veritiera dei fatti. E quindi un imputato per il quale sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva non avrebbe l'obbligo di testimoniare, non già perché le sue dichiarazioni possono aggravare sul fatto specifico che è oggetto del capitolato di prova, non già, dicevo, per il fatto che la sua testimonianza potrebbe aggravare la sua posizione, quanto piuttosto perché egli è comunque interessato al fatto di causa, proprio perché ne ha fatto parte, è stato condannato e quindi potrebbe avere un interesse variamente configurabile a dare una versione dei fatti non corrispondente alla verità. Ed è per questo che la legge impone al soggetto imputato in reato connesso il divieto di testimoniare e la possibilità quindi di rendere le dichiarazioni quale imputato di reato connesso, con la facoltà previamente riconosciutagli di non deporre. Anche perché le sue dichiarazioni sarebbero non dichiarazioni testimoniali, ma sarebbero le dichiarazioni di un imputato di reato connesso con tutte le conseguenze sul piano probatorio. Se allora la ratio dell'istituto è quella che si è cercato di delineare, non quella cioè di preservare se stesso dal pericolo di aggravare la propria posizione, ma quello di assicurare il principio che la testimonianza sia resa da persona imparziale rispetto ai fatti di causa, allora è evidente che anche la posizione del coniuge dell'imputato vada vista sotto questo profilo. E allora ci domandiamo quale interesse può avere ad avvalersi di una facoltà che la legge le riconoscerebbe una persona che dovrebbe deporre su un fatto che nel caso di specie è ricompreso idealmente in un capo di imputazione rispetto al quale il proprio coniuge ha già subito una condanna passata in giudicato. Cioè, in definitiva, rispetto al fatto specifico che si richiede alla teste, e io non mi soffermo sul fatto proprio perché la teste è presente e voglio garantire al massimo la serenità del suo giudizio, ma rispetto a quel fatto, rispetto al quale i difensori hanno chiesto la citazione della teste, io non credo che nessuna risposta che la teste possa dare può aggravare la posizione del marito, che già è stato condannato con sentenza passata in giudicato. Ma vi è un'altra ragione, oltre quella che ho appena indicato, cioè quella del divieto di applicare analogicamente, a nostro avviso, una disposizione che riguarda soltanto il coniuge o i prossimi congiunti di un imputato nel procedimento rispetto al quale la teste è chiamata a deporre. La situazione qui è diversa perché si tratta di imputato e quindi del coniuge dell'imputato che deve rendere dichiarazioni in procedimento diverso, rispetto al quale analogicamente non credo che possa trovare applicazione la disposizione dell'articolo 199 che si riferisce soltanto ai prossimi congiunti dell'imputato. Ma vi è anche una ragione di ordine sistematico, direi, laddove il legislatore ha voluto estendere le garanzie e particolari cautele o particolari garanzie per una persona estendendole ad un altro,
lo ha espressamente previsto. Ad esempio l'articolo 61 del Codice di procedura penale estende le garanzie e comunque tutto ciò che attiene alla figura dell'imputato lo estende all'indagato nel corso delle indagini preliminari. Se così non fosse, e quindi ritorniamo al caso specifico, applicheremmo al coniuge di imputato di reato connesso una disposizione che il codice espressamente prevede soltanto per il coniuge o i prossimi congiunti dell'imputato nell'ambito del procedimento nel quale l'imputato è chiamato a rispondere. Per questi motivi i pubblici ministeri chiedono che si proceda senza dare avviso alla teste della facoltà di non rispondere, in quanto questa, a nostro modo di vedere, non è riconosciuta alla teste dalla legge. Presidente, posso? Certo. L'avvocato Pogliese parla e in quanto difensore degli assistiti che gli hanno conferito la fiducia e in quanto difensore di quanti, non avendo il difensore presente, assume la difesa di ufficio ed è d'accordo con la tesi dell'avvocato Peluso, cioè a dire occorre avvertire la odierna persona chiamata come teste che essa ha facoltà di astenersi. Non ripeto gli argomenti validissimi sul piano della premessa e dell'avvocato Peluso, proponente di questa avvertenza che la vostra signoria, se accolta, farebbe alla teste, né dei pubblici ministeri che hanno interloquito sull'argomento. Dico la mia sul piano solamente sistematico formale. Il processo conosce le parti private, imputato, responsabile civile per l'ammenda, chiamato in garanzia, e il teste, il quale teste è il cittadino indifferente che assume nel momento in cui è a conoscenza di qualcosa che possa avere rilevanza processuale, nel processo civile o nel processo penale. Scavalchiamo la visione del processo come tempestas secondo lo Zanzucchi o come convenzio secondo i Carnelutti, e vale per il processo civile e per il processo penale, e come tale ha l'obbligo di rispondere alle domande che gli vengono poste. Qui il caso è un po' particolare e sono per la tesi di Peluso. E perché? Perché vi è quasi un tertium homogeneus. Chi era imputato in un processo comune attraverso l'istituto dello stralcio o quello del ricorso, come il codice dell'88-89 prevede, a dei riti differenziati, abbreviati o su richiesta delle parti applicandosi la pena, se ne esce dal processo. Ma se questa qualifica fosse una qualifica perpetua, allora sì, sarebbe nullo il principio dell'avvertimento da dare al teste parente di chi fu imputato ed imputato non è. Ma nel momento in cui, come esattamente è stato detto da chi ha sollecitato che questo avvertimento venga fatto, chi era imputato ritorna a essere imputato, cioè in una sorta di revivescenza di una funzione. Lo Spampinato è qui perché fu imputato, non perché fu il passante che assistette a un omicidio, a una rapina, a un episodio di cui la Corte indaga, su cui la Corte giudica. E allora, riacquistando, sia pure una tantum o incidenter tantum, la situazione e la qualifica giuridica di imputato, colui o colei, per motivi di parentela, di compatibilità, di previsione, è inutile ripetere tutte le occasioni, nel nostro caso di prossimo congiunto, o meglio di coniugi, il che è una situazione giuridicamente sul piano civilistico diversa, il coniugio della parentela che si divide per gradi, ed ha quella facoltà di potere né gravare né interferire nel contrasto tra quei due principi, la coscienza e la potestà dello Stato a fare luce sugli episodi richiamati dalla Corte Costituzionale, la cui sentenza è stata enunziata non perché giovi al caso concreto, ma perché chiarisca quali che sono i principi ispiratori su cui dovrà pronunziarsi la Corte. Ecco dunque che il coniuge è posto nelle stesse condizioni in cui si pone il coniuge che fu imputato. Imputato non è più, ma in questo momento ritorna a essere tale, talché la difesa di Ichis, che ha citato Spampinato, e la signora a deporre non è che lo hanno citato in quanto Spampinato per ipotesi imputato di procedimento connesso, di procedimento già definitosi, lo è anche nella qualità di teste, lo è in quanto proprio imputato di procedimento connesso. E allora potremmo dire una volta imputato, sempre imputato, quando questa condizione, che venne abbandonata con la sentenza di condanna passata in cosa giudicato, si ridesta, e si ridesta
nella posizione in cui venne ridestata stasera con lo Spampinato, per cui lo stesso avvertimento o avvertenza o richiamo che il Presidente del Collegio o il giudice monocratico fa all'imputato del procedimento connesso va fatto a coloro che si trovano in condizione di parentela, di coniugio, di compatibilità, nelle condizioni, direi, di persona che non è indifferente alla posizione di chi tutt'oggi è imputato. Avvocato Strano? Sì, Presidente, io gradirei prima di intervenire un'informazione. Il patteggiamento era relativo ad un'imputazione di 416 bis? Sì, io, Presidente, se mi dà la parola un secondo, allora, il collega permette, io vorrei dare un chiarimento che forse può essere utile a tutti. L'imputato Spampinato ha patteggiato un'imputazione di 416 bis formulata ab origine nel processo Orsa Maggiore. Spampinato è tuttora indagato in un procedimento penale pendente alla Procura della Repubblica in indagini preliminari, pubblico ministero dottor Panebianco, per il delitto di cui all'articolo 646 bis. E proprio domani pomeriggio è convocato per essere interrogato in qualità di indagato. Quindi, peraltro, a carico di Spampinato c'è una misura di prevenzione personale e reale che è ancora pendente e non decisa con provvedimento definitivo. Per cui potrebbe accadere che un verbale acquisito legittimamente dinanzi al giudice del dibattimento da parte di un prossimo congiunto possa, ai sensi del 238 Codice di procedura penale, un domani entrare legittimamente o nel procedimento di prevenzione, che per analogia usa gli stessi sistemi del procedimento di cognizione, oppure nel procedimento per 648 bis che è ancora in indagini preliminari. Questo ovviamente salta il problema posto dal pubblico ministero relativamente al passaggio in giudicato della sentenza a carico di Spampinato, che lo metterebbe al riparo da qualunque tipo di pericolo di ulteriore allargamento del fronte dell'accusa nei suoi confronti. Quindi, pertanto, ritengo che, superato il problema posto dal pubblico ministero, e visto che è noto a tutti la documentazione relativa al procedimento pendente indagini preliminari non ce l'ho, ma si può verificare con una telefonata da parte della Procura. Il procedimento per misure di prevenzione, credo che ci sia documentazione che sia già, a parte che è fatto notorio perché tutti i giornali ne hanno parlato con risalto considerevole, ritengo che anche queste argomentazioni possono essere adottate perché avvalorino la mia richiesta al Presidente di informare la signora di quanto chiesto. Vorrei sentire l'Avvocato Strano e poi il pubblico ministero conclude con la replica. Però credo che l'Avvocato Peluso abbia prospettato una nuova chiave di lettura di questa richiesta che fa nell'interesse della signora, quindi se il pubblico ministero si vuole esprimere anche su questo, io credo che si stesse accingendo proprio a fare quello. Sì. Lo faccio subito con due considerazioni. La prima, avevo tralasciato, dimenticando la citazione della sentenza della Corte Costituzionale del 25 maggio 94. Mi pare che da quella sentenza si desume proprio il contrario, perché il divieto viene posto in relazione al possibile contrasto in cui la persona che è chiamata a deporre si troverebbe tra il desiderio, tra diciamo sentimenti familiari nei confronti del coniuge, del figlio, quello che sia, e il desiderio di non danneggiarlo. Ma noi qui diamo per presupposto che il capitolato di prova, se così possiamo dire usando un termine civilistico, attiene ad un singolo fatto accaduto in una certa epoca rispetto al quale l'imputato non potrebbe sortire alcun effetto pregiudizievole. Proprio perché collocato in una determinata epoca che già diciamo assorbita da una contestazione. Con riferimento alla seconda considerazione aggiuntiva fatta dall'Avvocato Peluso, io rispondo che si tratta di fatti successivi, di fatti diversi e successivi che non avrebbero maggiore luce o maggiore ombra dalle dichiarazioni che la Teste oggi dovrebbe dare su un fatto circoscritto che non, ripeto, pregiudicherebbe la situazione del marito. Signor Presidente, la difesa di Santa Paola, l'Avvocato Strano, insiste per l'audizione della Teste e ritiene in piena
adesione alle tesi del pubblico ministero che proprio in questo caso non si debbano estendere le garanzie di facoltà di astensione previste all'articolo 199. Dico proprio in questo caso perché la notazione che nella fattispecie mi pare più corretta è quella che i fatti sono già coperti da un giudicato e quindi effettivamente non c'è lesione possibile dei diritti del signor Spampinato. Io credo che poiché deve essere principale l'interesse all'accertamento della verità, all'accertamento dei fatti, questo può essere limitato quando collide o strida con interessi di singoli individui, imputati o indagati che siano o condannati. Nella fattispecie, ripeto, non mi pare che ci siano interessi sovrastanti quelli dell'accertamento della verità, perciò chiedo che alla signora non venga rivolta la richiesta se intende avvalersi della facoltà di non deporre e anzi venga sentita nella qualità di teste con obbligo di giuramento. Allora la Corte si ritira, la signora dovrebbe appartarsi, poi la richiameremo appena avremo definito questa questione. Stiano comodi. L'avvocato Peluso ha dei documenti sui quali supportare l'affermazione si tratta di un'indagine, a quanto ho capito, a carico dello Spampinato per il delitto di cui è l'articolo 648 bis. È un po' poco. A meno che il pubblico ministero non ne sia al corrente e ce lo confermi, cioè sia al corrente dei fatti per i quali conferma che non fosse altro perché già credo abbia ricevuto un invito a comparire, che c'è un procedimento per l'articolo 648 bis codice di procedura penale. 648 bis codice penale, sì. Sì, ma io chiedevo se possono dare indicazione sui fatti di cui alla contestazione dell'articolo del reato di quell'articolo 648 bis. Allora mi pare che la Corte a questo punto si dovrebbe riservare di decidere in esito all'acquisizione dei la connessione. Presidente, le interessa solo quel procedimento o anche quello per la misura di prevenzione patrimoniale? C'è pendente, Presidente, anche il procedimento per misure di prevenzione personale e patrimoniale a carico di Spampinato, per i quali probabilmente il pubblico ministero ha una documentazione. Scusate, per la misura di prevenzione presumo che tragga origine dalla imputazione, dall'indagine del 416 bis. Ora, noi stiamo chiedendo fatti diversi, insomma, che siano connessi. Non credo che si possa parlare di connessione per una misura di prevenzione che è una conseguenza, il cui inizio comunque che è una proposta allo Stato di misura di prevenzione, che trae origine dall'applicazione di pena patteggiata fra le parti. A ogni modo, se il difensore di Spampinato ritiene che ci siano elementi diversi, che la misura di prevenzione scaturisca anche da elementi diversi, insomma che si tratti di un fatto diverso e connesso con i fatti di cui alla sentenza di applicazione di pena patteggiata, allora li può produrre pure. A ogni modo, a questo punto la Corte fa carico alla parte che si vorrà rendere diligente di produrre la documentazione che possa supportare l'affermazione che tra i fatti per cui è stata applicata pena patteggiata fra le parti e i fatti di cui all'indagine
attualmente di cui il signor Spampinato è destinatario vi sia una connessione. Presidente, le chiedo scusa, noi non possiamo farci carico di questo invito della Corte perché l'indagine attualmente è in una fase molto preliminare, non c'è un'imputazione formulata, è un'indagine per la quale ovviamente ancora noi non conosciamo nulla, nemmeno i fatti oggetto dell'imputazione. L'imputato Spampinato, l'indagato, ha ricevuto un invito a comparire in cui è indicato solo il titolo di reato, non la condotta. Il processo non è di rapida definizione, avvocato Peluso, quindi per il momento noi licenziamo la signora e torneremo sull'argomento quando ci sarà la possibilità di ottenere questi elementi, perché sotto questo aspetto allora neanche il pubblico ministero si può fare parte diligente, perché si tratterà di fatti coperti dal segreto, ritengo. Quindi l'interrogatorio rendere note cose che sono coperte da segreto istruttorio e per me rimandiamo l'esame del problema a data da stabilire in proseguo. E allora licenziamo l'ufficiale giudiziario, può licenziare la signora, come il nome della signora? Non lo ricordo, e introdurre il test successivo. Presidente, chiedo scusa. Che test andare? Sì, grazie Presidente. Volevo fare presente che il test Campanella Concetta, test indotto citato dalla testimonianza Litrico, ha fatto pervenire, era citata per oggi pomeriggio, ha fatto pervenire un certificato ove risulta ammalata, quindi chiedo l'acquisizione di questo certificato e mi riservo la ricitazione alla prima udienza utile. Sì, prendiamo atto e disponiamo l'acquisizione al verbale della certificazione, dell'impedimento del test. Signor Presidente, c'è una richiesta dall'Ufficio del Pubblico Ministero. Si è dato contezza dell'esistenza di una misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico dello Spampinato Giuseppe, procedimento che nella prima fase ha portato all'applicazione della misura personale e alla confisca di alcuni beni con provvedimento del Tribunale di Catania nel procedimento 659/94, depositato in data 1/12/95. Il pubblico ministero chiede l'acquisizione di tutti i verbali delle udienze del procedimento in questione, del provvedimento con il quale è stata disposta la confisca, nonché delle dichiarazioni rassegnate in quella sede dal signor Spampinato Giuseppe ed altresì dei verbali di interrogatorio dello Spampinato Giuseppe resi al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari nel procedimento Orsa Maggiore, per il quale poi ha patteggiato la pena, esattamente in data 3 febbraio 94 al pubblico ministero e in data 4 febbraio 1994 al giudice per le indagini preliminari. Questi verbali di interrogatorio sono quelli resi nel procedimento 2971 ed erano già depositati nel presente procedimento e comunque sono stati fatti propri nel verbale di interrogatorio reso avanti al Tribunale per le misure di prevenzione. Ci sono osservazioni? No, Presidente, gradiremmo sapere se vengono a norma di quale articolo si chiede, cioè se si definiscono documenti, se si definiscono verbali di altri procedimenti o altro. Mi scuso un momento, no, volevo fare questa precisazione. Per i verbali delle dichiarazioni rese in precedenza da Spampinato, ecco, occupiamoci di questo, poi passeremo agli atti della misura di prevenzione. Perché per questi verbali, se non ci sono osservazioni da valutare, possiamo
disporre senz'altro l'acquisizione al fascicolo del Dipartimento. Presidente, ma non mi pare che il pubblico ministero abbia chiesto l'acquisizione di verbale di questo procedimento? Va bene, non l'avevo captato. Mentre invece per quanto riguarda quelle delle misure di prevenzione... Ne parliamo un momento, Sì, da qui a un momento. Allora si dispone l'acquisizione al verbale... posso averli in visione? Sì. Si sospende l'acquisizione. Presidente, sono l'avvocato Strano. Sì. Vorrei osservare che in effetti in questi due verbali lo Spalminato ha fatto dichiarazioni relativamente all'argomento specifico che è nato ex articolo 195 e che aveva dato origine alla citazione di oggi. Ritengo però che i verbali debbano essere acquisiti per la parte relativa alla circostanza specifica per la quale oggi è stato chiamato. Non credo che si possano far entrare tutti i verbali, perché lo Spalminato è stato chiamato solo su quell'argomento specifico. Ma l'argomento specifico è il 416 bis di cui doveva rispondere lo Spalminato. No, dottore Marini, il test o imputato di reato connesso era stato chiamato qui in seguito al fatto che Litrico Matteo aveva indicato una circostanza precisa, e cioè che era andato a trovare a casa dello Spalminato, è andato a trovare lo Spalminato e aveva trovato lì l'imputato odierno, Santa Paola Benedetto. Su questa circostanza effettivamente lo Spalminato ha risposto. Non anticipo alla Corte, perché la Corte lo leggerà dal verbale qual è stata la risposta, però ritengo che non si possa fare dare tutte le dichiarazioni, perché oggi lo Spalminato avrebbe potuto rispondere soltanto su quel tema. Ma il PM avrebbe diritto in ogni caso al controesame del signor Spalminato se avesse risposto. Scusi, il controesame è sempre sul capitolato preciso, io ritengo, dottore Marini. Se evitiamo magari questa replica e controreplica, io vorrei inserirmi nella discussione. Si può inserire, avvocato? No, dico, era per un Se problema... mettono repliche e controrepliche, si può inserire. Quindi no, l'importante è che lo so, Presidente, così lo utilizzo anche per me. Mi pare che l'osservazione che faccia l'avvocato Strano sia del tutto pertinente ed insuperabile. Non era un imputato di procedimento connesso, citato ab origine sul 416 bis, è un test di riferimento che viene qui citato su una specifica circostanza e quindi credo che l'ingresso al fascicolo del Dipartimento riguardi la specifica circostanza. Per quanto riguarda invece all'altra produzione, Presidente, posso parlarne ora oppure quella è rinviata ad un momento successivo? Per la misura di prevenzione, gli atti alla misura di prevenzione da qui a un momento, per ora vediamo di risolvere questa. Se gli interventi sono esauriti penso che possiamo... Allora mi fermo qui. Erano due punti.
No, Presidente, scusi, io volevo aggiungere una notazione a rafforzamento della mia tesi. Il teste non era stato chiamato dalla Procura della Repubblica. Volevo dire, se la Procura volesse estendere l'esame del teste a tutto il tema del 416 bis dovrebbe farlo in sede opportuna, cioè col 507. Non credo che fosse questo il momento. Era questo, condivide questo orientamento la Corte, quindi si ammettono i verbali degli interrogatori di esame del signor Spampinato Giuseppe nei limiti dell'articolo di prova sui quali era stato chiamato a deporre. Per quanto riguarda poi l'altra questione, questa Corte ha avuto modo di precisare con un'ordinanza in tema di ammissione delle prove che il procedimento di prevenzione è un procedimento diverso rispetto e che è composto di diversi atti la cui introduzione nel procedimento che si tratta deve trovare una sua disciplina distinta appunto in base alla natura degli atti. Quindi inviterei il Pubblico Ministero a specificare quali atti di quel procedimento intende introdurre nel processo e in base a quale normativa. Il Pubblico Ministero chiedeva l'acquisizione dei verbali di udienza del procedimento che poi ha determinato l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale con provvedimento, diciamo, in primo grado emesso nel dicembre del 95 e quindi chiede l'acquisizione di quegli atti come atti di altro procedimento e non avrebbe potuto provvedere a richiesta analoga in sede di lista testi, in quanto il deposito della lista testi è avvenuto in periodo nettamente antecedente rispetto allo svolgimento di quell'udienza. Fra l'altro, volevo precisare, in quella sede è stato sentito anche lo Spampinato Giuseppe, il quale aveva confermato, facendo ulteriori precisazioni, le dichiarazioni già rese nel procedimento cosiddetto Orsa Maggiore, che poc'anzi sono state soltanto ammesse in parte come verbali di interrogatorio dalla Corte. E quindi i verbali di interrogatorio in questione, ad avviso del Pubblico Ministero, devono essere acquisiti in quanto confermati dallo Spampinato in sede di procedimento per la misura di prevenzione, essendo stato lo Spampinato interrogato in quel procedimento. Si potranno riscontrare in quei verbali anche le audizioni dei periti del Tribunale e fanno parte di quei verbali anche tutti i documenti utilizzati dai periti per provvedere, per eseguire il mandato loro dato. E quindi il Pubblico Ministero chiede l'acquisizione dei verbali del procedimento per la misura di prevenzione come atti di altro procedimento, non avendo potuto farlo prima, essendosi il procedimento svolto successivamente rispetto al tempo previsto per il deposito della lista testi, e chiede invece l'acquisizione quale documento del provvedimento del Tribunale che disponeva l'applicazione della misura di prevenzione e l'applicazione della misura patrimoniale nei confronti dello Spampinato. Controparte conosce questi documenti? No, Presidente, ma nessuno possono dedurre già? Io, a prescindere dal contenuto, questo difensore ritiene di sì, perché ritiene che vi siano, come dire, problemi di natura formale che attengono innanzitutto a un problema di tempestività della richiesta e dell'indicazione nella lista, perché trattandosi di verbali di prova di altri procedimenti andavano indicati in lista. Ma al di là di questo rilievo formale
e diciamo che attiene anche alla tempestività della deduzione. Ve n'è un altro che era quello preannunziato poco fa dal Presidente. Non dimentichiamo che il giudizio di prevenzione ha per l'appunto un oggetto che attiene a valutazioni, a finalità assolutamente diverse all'oggetto del processo penale. In uno si parla di reati e di accertamento sui reati, nell'altro si discute su altre basi, non è necessario che si raggiunga il livello della prova, insomma sono tutte tematiche talmente note che io mi astengo per non essere poi rimbrottato dal Presidente sulle 3 o le 333 parole. E allora io ritengo che questo ulteriore profilo di natura sostanziale questa volta si opponga a un ingresso dei verbali contenuti, dei verbali di dibattimento che andrebbero semmai richiamati non come documenti ma come verbali di dibattimento ex articolo 238 comma primo. E però, Presidente, c'è un'ulteriore notazione, ho concluso. Il 238, proprio perché costituisce una delle deroghe al principio cardine dell'oralità, va interpretato restrittivamente, e dico che questa interpretazione restrittiva, trattandosi proprio di procedimento di prevenzione per le ragioni che attengono alla diversità dei due accertamenti, vada rispettate. Per queste ragioni questa difesa si oppone all'acquisizione al fascicolo di questo dibattimento dei verbali richiesti dal pubblico ministero, nonché a maggior ragione del provvedimento del decreto conclusivo, perché lì ci vorrebbe, si parla di sentenze e di sentenze irrevocabili. Qui siamo al di fuori del genus sentenze e soprattutto comunque siamo al di fuori della irrevocabilità. Presidente, io sono l'avvocato Strano, mi associo a quanto ha detto l'avvocato Catania. Proprio vorrei fare rilevare brevissimamente, perché ha già detto praticamente tutto il collega, che la cosa più importante mi sembra che il procedimento di prevenzione non rientri nella previsione dell'articolo 238 che parla di procedimento penale, tant'è vero che poi stabilisce che se si tratta di prove assunte, cioè ribadisce che deve essere natura di procedimento penale e non di procedimento di prevenzione. Quando parla dice si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. Quello è un procedimento in Camera di Consiglio che si conclude, come ha correttamente osservato l'avvocato Catania, non con una sentenza ma con un decreto. Io ritengo che il complesso della normativa che al capo settimo dall'articolo 234 e seguenti imponga di rigettare la richiesta del pubblico ministero, perché non si tratta di verbali che possono avere natura prevista dall'articolo 238, né hanno certamente valore di prova documentale. Presidente, soltanto per completare l'intervento, così la difesa potrà eventualmente fare altre osservazioni. Il pubblico ministero aveva chiesto ed era stata ottenuta l'ammissione quale teste di riferimento in esito alle deposizioni dell'Itrico anche del professore Guido Ziccone. No, era stato già ammesso. Ed era stato già ammesso dalla Corte unitamente. La Corte si era riservata in esito appunto. E allora appunto per ulteriori precisazioni. La posizione sulla quale avrebbe dovuto rispondere ad avviso del pubblico ministero il professore Ziccone aveva attinenza ai rapporti e dell'Itrico e dello Spampinato con esponenti del clan Santa Paola, e in particolare anche in ordine all'intervento di Benedetto Santa Paola per favorire determinate attività presuntivamente illecite che lo Spampinato e l'Itrico stavano cercando di porre in essere in ordine alla costruzione nella zona di San Gregorio relativamente al cantiere Asco della società Asco. E quindi deve necessariamente insistere, laddove non dovesse essere ammessa la produzione richiesta poc'anzi dall'ufficio del pubblico ministero, nell'esame del professore Ziccone, che si impone ulteriormente in esito anche a quanto abbiamo visto nella deposizione dello Spampinato, che si è avvalso la facoltà di non rispondere. Fra l'altro i verbali relativi sono stati acquisiti soltanto in parte e quindi si imporrebbe per il pubblico ministero l'ammissione dell'esame del professore Ziccone.
Scusi Presidente, per comprendere, il pubblico ministero non sta chiedendo la revoca della decisione sui verbali di Spampinato, no? Quello è un dato acquisito, no? Benissimo. Perché da quei verbali la parte che riguarda le dichiarazioni di Litrico è definita al fatto che non ha mai visto Santa Paola Benedetto e che quindi non era possibile che lo ricevesse in casa. Ora c'era un'altra richiesta, ma questa del professor Ziccone credo che non sia influente sul problema che stiamo trattando, almeno in questo momento. E poi quando la Corte deciderà se sono acquisibili gli atti dei quali ha chiesto l'acquisizione del pubblico ministero potrà fare la richiesta per il professor Ziccone e si discuterà. Sì. Io a questo punto darei però seguito al programma e se rimane tempo, perché sono già le 19:20, se rimane tempo la Corte si ritirerà per deliberare su questa questione. Intanto procediamo con il programma che era stabilito per oggi. Pubblico Ministero? Imputato di reato connesso Filistad. Stiamo provvedendo per... sì. Filistad, cortesemente. Buonasera. Mi pare che eravamo arrivati al controesame, si stava già procedendo al controesame o sbaglio? Doveva ancora iniziare o si stava procedendo? Doveva iniziare, Presidente, avevamo chiesto di poter vedere la trascrizione dell'esame. Allora possiamo procedere? Posso? Chi prende la parola? L'Avvocato Strano. L'Avvocato sì. Strano. Ascolti le domande. Presidente, scusi, se diamo atto della presenza del difensore di Filistad, Avvocato Calderone. L'Avvocato Calderone, difensore di Filistad, è presente. Posso, Presidente? Filistad, lei ha parlato dell'omicidio di un tale soprannominato Battù. Sì. E come si chiama questo all'anagrafe? Di Pasquale? Come? Lei sa se questo signore era parente dell'imputato Santa Paola Benedetto? Sì, ce l'aveva parente, cugino. Santa Paola. Me lo può specificare questo grado di parentela se lei lo conosce? Ma merito delle sorelle di Santa Paola, come so io, poi lo posso sbagliare. Ma so che era parente suo, cugino. Non è in grado di specificare di più, ma questo le hanno detto che era parente oppure lei ha saputo dall'interessato Battù o da Santa Paola stesso che si trattava di parenti? Prima di fare l'azione si parlava che era parente di Santa Paola. Solo questo. Senta, a proposito invece dell'omicidio di Carrubba Vincenzo, lei ha detto, dato bisogna dire perché è stato ucciso. Perché era un componente di Santa Paola. Era un componente. Un componente. Sì, sì. Ho capito. E mi sa dire lei come sa di questa appartenenza a questo gruppo? Perché era vicino al nostro quartiere stesso e a lui stesso manifestava che era quello che Santa Paola camminava armato. Quando l'hanno ammazzato c'era un 45 automatico addosso che ha risposto a fuoco quando noi facevamo l'azione. Quindi la causale di questo omicidio sarebbe l'appartenenza al gruppo Santa Paola? Sì. Ma come mai è stato scelto proprio Carrubba? Ma c'era da avere in corso. Colui che faceva parte di Santa Paola se doveva uccidere. Come loro, quelli che facevano parte dei due regagli
di Pillera si dovevano ammazzare, loro ammazzavano anche. Che periodo era questo, si ricorda? 92, nel mercato ittico, che lui faceva de vendita di buste di quello che c'era in casa dei pesci, ci metteva carta, buste, questi qua. Ho capito. Senta, lei sa se questo Carrubba era parente di Santa Paola? Questo non ce lo so dire. Non ha ricordo di questo? No. Il cognato, quello che è stato ferito, Musumeci, ci veniva a un parente di Santa Paola, un cognato mi sembra. No, la mia domanda è questa. Carrubba Vincenzo era parente di Santa Paola Benedetto o no? Questo non ce lo so dire. Senta, io, scusi Presidente, devo acquisire un attimo un verbale. Filistat, lei quando è stato sentito nel corpo del procedimento a carico di Santa Paola più 4, dinanzi alla Corte d'Assise di Catania, sentito a Bologna, a domanda del pubblico ministero, la domanda era questa: perché è stato ucciso il Carrubba? Lei ha risposto: era un parente di Santa Paola e si doveva uccidere. Può essere che c'era una confusione quando si parlava di Di Pasquale, che si è parlato anche per questo particolare. Beh, guardi, io se vuole le posso leggere, ma ci sono parecchie domande prima, l'argomento era specifico ed era Carrubba Vincenzo. Allora stavo parlando del suo cognato. No. Che è il cognato di Carrubba, perché ci veniva cognato un parente di Santa Paola. Perché il cognato di Carrubba è stato ucciso pure? No, infatti la domanda è questa: perché è stato ucciso il Carrubba? E lei risponde: era un parente di Santa Paola e si doveva uccidere. Io segnalo con il sistema della contestazione questa difformità di risposte che lei ha dato alla Corte e poi ovviamente mi riservo di produrre, credo che sia già il verbale acquisito in atti, Presidente. Sì. Senta, alla scorsa udienza lei ha fatto una precisazione di sua iniziativa, non le era stata fatta domanda da nessuna delle parti, sull'omicidio di Franco Lombardo. Scusi, mi faccia completare la domanda. Lei ha detto che era avvenuta nell'88 e che aveva sbagliato durante la prima volta. Bene. Lei come si è accorto di questo errore? Me ne sono accorto di questo errore perché a uccidere il suo cognato fu nell'87, che sarebbe a Chiaro Guglielmino, che era il cognato di Franco Lombardo. No, mi scusi, Presidente, lei mi autorizza a interrompere se la risposta non è pertinente. La domanda è diversa, non mi interessava sapere come lei ha individuato questa data. Io dico com'è che lei si è accorto dell'errore. Ve lo può ripetere perché io non l'ho capito. L'87 di marzo si è ucciso il suo cognato, che era un appartenente Cavagliuzzo, Piano Guglielmino. Perciò, a differenza di un anno, di qualche cosa di questo, mi sono fatto convinto che è stato l'88, non l'87. Capito? Questo l'ho capito, la mia domanda però era diversa e ora cercherò di essere più chiaro. Io non le chiedevo di sapere come aveva ricordato l'88, io le chiedo di sapere com'è che lei si è accorto che aveva indicato una data diversa. Lei ricorda tutte le dichiarazioni che rende quando viene sentito? Una volta che lo dico, avvocato, il certo che me lo devo ricordare perché è la verità, quello che dico. Allora non me la ricordavo, avvocato. Non è questo il punto, forse infatti ora cercherò di farglielo capire. La domanda è questa precisa: lei si è accorto di questo errore rileggendo il verbale delle dichiarazioni che ha reso prima di venire qua, o lei ha ricordo di tutto ciò che è sempre riferito? Avvocato, prima di tutto io verbale non ci no quando faccio dichiarazioni. Io mi sono fatto un resoconto da me stesso e ho visto che ho fatto un errore della data. Anzi dell'anno, non della data.
Dico, quindi lei ricordava di avere indicato durante una sua deposizione, chiamiamola così, durante un esame suo, che aveva indicato una data differente? Sì. E dove si ricorda dove l'ha indicata questa data differente? Dove l'ha indicato? Cioè lei quando è che ha riferito la data dell'87 invece di quella dell'88? A Bologna. Quindi lei ricorda tutte le dichiarazioni che ha fatto a Bologna, devo pensare. Ma una volta che l'ho detto io, e certo che te lo devo ricordare, allora perché le dico? Allora, poco fa però lei mi ha detto relativamente alla domanda relativa alla parentela di Carrubba con Santa Paola che non si ricordava. Senta, avvocato, mi scusi, può darsi che c'è stato, ci ho detto, il fattore di Musumeci, che era cognato di un parente di Santa Paola, e si possono confondere le idee. E non ce ne nascondo, può darsi che mi sono confuso, che ci vuol dire che era parente. Sì, no, che lei l'abbia indicato come parente, questo è pacifico. No, noi vorremmo accertare, scusi, noi le domande nostre tendono ad accertare la sua credibilità. Quindi lei, ecco. Allora, la domanda era, io ho fatto due domande relativamente a due circostanze. La prima, lei non ricordava di aver indicato il Carrubba come parente di Santa Paola. La seconda, invece, lei spontaneamente ha ricordato che a Bologna, molti mesi fa, credo un anno fa circa, aveva indicato, mi scusi, a gennaio dell'anno scorso, quindi sono un anno e un mese, 13 mesi, quindi lei a distanza di 13 mesi una circostanza la ricorda e un'altra circostanza non la ricorda. Questo a me interessava fare rilevante. Io però credo che debbano essere formulate domande, non deduzioni e preamboli. Lei ha formulato la domanda. Dottore Bertone, sono d'accordo. Mi scusi. Una dissertazione che precede la sua riga difensiva al momento in cui deve parlare. Sono d'accordo con lei, però io devo rispondere all'osservazione del test. Se il test non mi fa osservazioni io non rispondo. Può procedere, avvocato Strano. Sì, signore. Quindi la mia domanda era questa, gliela rifaccio anche se lei ha già risposto. Lei non ha controllato, non ha avuto lettura dal gennaio dell'anno scorso del verbale delle dichiarazioni rese a Bologna? Non ho capito, scusa. Lei dal gennaio dell'anno scorso a 2 giorni fa ha letto i verbali delle dichiarazioni che ha reso a Bologna? No. Non c'è avuto l'occasione di giustificare questo motivo di questa data. Quindi allora io la giustificavo. Benissimo. Allora ho detto che mi poteva stare zitto. Le faccio un'altra domanda. Dal gennaio scorso fino ad oggi lei non è stato più sentito da nessuna autorità giudiziaria? Ma all'atto di processi no. Che vuol dire? Cioè non in dibattimento. Chiedo scusa, all'ambito di questo processo che appartiene a Santa Paola, io non ci sono stato in nessun processo. Questa è la seconda volta. Sono stato in altri procedimenti fuori di questo qua. Scusi una cosa, per quali procedimenti è stato sentito? Perché se ricordo bene, mi scusi, l'omicidio al quale stiamo facendo riferimento, cioè quello di Battù, vero è che lei dice che la vittima apparteneva secondo lei a un'associazione facente capo a Santa Paola, ma gli autori appartenevano ad un'altra parte, suppongo, no? A Savasta. Lei è stato sentito in un procedimento contro appartenenti o imputati di appartenere al gruppo Savasta? Sì. E quindi in quell'occasione come mai? Perché lei non l'ha corretto in quell'occasione? Chiedo scusa. Perché sono precedenti, avvocato. Avvocato, chiedo scusa, perché là si è parlato solo di... Scusi, dottore Bertone, allora le domande e poi non faccio osservazioni, dottore Bertone, vabbè, non faccio osservazioni. Allora, io la domanda comunque l'ho posta a Filistat. Vogliamo consentirgli di rispondere? Ecco, e non lo dica a me, Presidente. Allora, a tutti quanti. Là si è parlato di cose di pizzo, di cose di discussione di pesce spada, non si è parlato di questo momento. E si è parlato solo di questo di Guglielmino e poi non c'è stato più esame. Lei è stato sentito
sono costretto a fare queste domande perché lei dice che non aveva modo mai, non ha avuto occasione di correggere. Allora, no, mi scusi, lei è stato sentito su circostanze ed imputazioni relative al gruppo chiamato Santa Paola dal gennaio dell'anno scorso ad oggi? Sì. Ed in quelle occasioni lei ha corretto quell'errore dall'87 all'88? A Bologna no, a Bologna ho detto che è stato l'87 me l'ha detto De Luca, questo omicidio così. Vabbè, ora la domanda era diversa. Io le ho domandato, dal gennaio dell'anno scorso ad oggi, anche se non a dibattimento, lei è stato interrogato da magistrati su questioni, su fatti attinenti il gruppo che lei chiama Santa Paola? No, non c'è stata l'occasione. Perché poco fa aveva detto sì, credo la Corte me ne darà atto, quindi la mia... Vabbè, basta. Il processo di Puglisi Antonino, nel processo di Puglisi Antonino non c'è avuto il modo giusto di poter utilizzare questo dettaglio di parola, perché prima di tutto stavo male, sono stato prima di correre all'ospedale e invece non c'è avuto l'occasione di portare questo, ci ho portato quello che potevo essere in grado. Senta, lei... Sì, capisco tutto. Senta, Filistat, lei alla scorsa udienza ha detto, ora non so le parole esatte, comunque credo che di riferirle precisamente, eravamo tutta una cosa, fra Cursoti e gruppo Santa Paola. Lo conferma questo? Il gruppo ora ce lo posso spiegare se vuole. Sì, no, io non vorrei solo che lei mi confermasse che ha detto questa cosa, perché poi le devo fare una domanda su questo argomento. Lasciamolo rispondere. Posso corrispondere, Presidente? Sì, prego, rispondi. Eravamo tutta una cosa per quanto riguardava Carlogero Campanella e Aldo Iacovano, perché c'era fusione insieme, poi Angelo non va bene. Quando noi siamo rientrati, io e Angelo Stambole, da questo gruppo di Cussode già c'è una fusione con Vici Spada, già c'è altri tipi di attività, gli altri modi diversi di parlare. Cominciamo un'amicizia più cautelata con Calogero e Aldo Iacovano, il Barbero, perciò c'era la fusione quando noi siamo andati. Bene. Allora mi scusi, ha finito? Sì, prego. Ecco, quando lei ha detto eravamo tutti una cosa, intendeva dire che eravate tutti una cosa, allora i Cursoti e il Campanella che lei ha indicato? Angelo Barbera, Carlogero Campanella e Aldo Iacovano, significa quindi questo. Un gruppo c'ha loro dispongono di tutto il gruppo di Santa Paola. Quindi questa fusione era relativa solo a queste persone che lei ha indicato? Ma già io sto nominando tutto il gruppo. Sì, va bene. Senta, mi può dire che... Mi può dire l'epoca... I responsabili erano loro, quando sto parlando io. L'epoca di questi buoni rapporti ce la può indicare? Buoni rapporti perché c'era? L'epoca, gli anni. Gli anni? L'anno in cui lei inizia ad averne conoscenza e se sa se sono durati... Dall'89? Dall'89 al 90 fino al 91 che c'è stata poi la morte di Barbera e la morte di Ponzio, perché Calogero Campanella voleva tutti i costi la morte di Ponzio Gaetano. Capito a trovare? Mi devo spiegare più meglio. No, io cerco di capire, sì, cerco di capire. Quindi quest'epoca di buoni rapporti lei, per chiudere, la delimita dall'89 al 91? Sì. Bene, questo per quanto è a sua conoscenza diretta? Mia conoscenza diretta, perché quando sappiamo che andiamo a mangiare... Sì, no, questo lei ne ha già risposto. Sì. Dico, lei ha conoscenza che precedentemente o successivamente questi buoni rapporti esistessero? Non l'ho capito. Cioè lei sa se prima dell'89 questi buoni rapporti che lei indica esistessero? Prima dell'89? Prima dell'89, quando ci ho detto poco fa, prima di noi di entrare nel gruppo di Cussode, già c'avevano questa fusione dei vecchi spada insieme. Solo per il pesce spada? Sì, e poi con la che c'era anche la buona parola, quando c'erano cose
corrispondevano anche con le parole. Quindi prima dell'89. Bene, e mi può dire quando è iniziata l'epoca di inizio? Lei ha detto Io sto parlando dell'89. Prima, esatto, no, dico, prima. lei di prima dell'89, precedentemente all'89, sa di questi buoni rapporti o non sa niente? No, mi spiega la domanda, scusa. Dunque lei ha detto che c'erano questi buoni rapporti, chiamiamoli buoni rapporti per comodità, ecco, per intenderci, quelli che lei ha indicato. Perché ci comprava anche loro. Va anche bene, il Galletto, perfetto. Loro ci Bene. godevano a queste domande così. Va bene, però dico lei l'ha indicato fra l'89 e il 91, Sì. è giusto? Ora io vorrei sapere, All'89 al 90. al 90, va bene, allora, 89 e 90, prima dell'89 lei sa se questi buoni rapporti preesistevano, c'erano o no? Prima dell'89. Prima Sì. dell'89 non ce lo so dire perché io mi sono inserito periodo di Pasqua dell'89. Benissimo, va bene, la risposta è chiara. E dopo il 90? Io ci posso dire quando io c'ero di prima persona che guardavo e sentivo. Va bene, questo quando lei è stato arrestato nel maggio 91, ricordo, no? Bene, fino a quella data questi buoni rapporti esistevano o si erano rotti? No, sempre esistevano. Prima, 3 giorni prima che a me mi arrestavano, a maggio, 2 giorni prima, noi abbiamo fatto una riunione con Calogero Campanella e a Natale Traimondo. A Piazza Cavallo iniziare a più filiera che si aveva un deposito che vendeva legume, tutte queste fagiole, acciughi salati, baccalà, tutte queste cose. E abbiamo parlato per fare la guerra a il cappello. Io ci dovevo mettere la presenza e dare le mie spalle c'aveva appoggio suo. E prima che, guarda, un paio di giorni prima che mi arrestavano mi volevano portare armi, uzi e pistole, mi ha detto Calogero Campanella. Ha capito, avvocato? Beh, insomma, questa volta le confesso che ho capito meno, comunque non ha importanza. Dico, lei comunque questi buoni rapporti li date allora fino a 3 giorni prima circa del suo arrivo, li può indicare, del suo arresto, scusi, li può indicare, ecco. Successivamente all'arresto, visto... Sì, Diciamo il 5 di maggio. benissimo. Lei A quando... Piazza Cavallo. Va bene. Lei quando ha cominciato a collaborare Quando ho con la cominciato giustizia? io, all'ottobre del 94. Del nord. Bene, allora, dal maggio 91 all'ottobre 94, le risulta qualcosa relativamente a questi rapporti? Sì, mi risulta quando erano detenuti qua a carcere di Bicocca, sempre nel 94, e lui ci sta dicendo, Lui chi? Calogero, a Nicola Maugieri, che ci sta dicendo che io ero un appartenente a loro, sempre di Calogero Campanella. E poi mi sta raccontando anche una cosa. Nicola Maugieri mi sta raccontando un episodio che si doveva discutere. Capito, avvocato? Sì, io capisco. Scusi, un attimo solo, Presidente, mi consente di interrompere. Presidente, io avrei finito in questo momento. Se poi devo fare qualche altra domanda, faccio in coda al controesame degli altri avvocati. Avvocatessa Viscuso. Sì, grazie signor Presidente. Signor Filistad, vuole dirmi quando è iniziata la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria? Nel 94 di ottobre. Senta, la data del suo ultimo arresto è il 1991. Sì. Da allora lei è ininterrottamente detenuto? Sì. Senta, nel 91 per quale fatto lei è stato arrestato? Che porta così di danno, da poco. Lei è stato imputato nel procedimento cosiddetto Pegaso che si è celebrato dinanzi alla Corte d'Assise di Catania. Senta, questo procedimento quale organizzazione riguardava? Sono quella dei custodi. E lei lì è stato condannato? Sì. Senta, quando lei ha iniziato a collaborare nel processo Pegaso, quali altri collaboranti prima di lei erano stati sentiti? Si oppone?
Non l'ho capito la domanda. Come fa a sapere l'imputato? Era presente l'imputato prima della collaborazione? Era presente al dibattimento? Prima glielo chiediamo, se era presente. Ma io posso fare le domande suggestive, dottor Bertone? Questo non è il problema di suggestive, il problema che parte da un presupposto che non è esatto. Comunque, vediamo se è in grado di rispondere. Mi faccia la domanda. Signor Filistad, senta, lei ha iniziato a collaborare nell'ottobre del 94, è esatto? Sì. Nell'ambito del processo dinanzi alla Corte d'Assise, è esatto? Sì. Prima che lei facesse dichiarazioni da collaborante, nell'ambito di quel procedimento, erano stati sentiti dei collaboranti sempre dell'area dei Cursoti? No, nessuno. Lei è stato il primo? Sì. E dopo di lei chi è stato sentito? No, il primo di chi? Il primo dei collaboranti di quel processo. Quando io mi sono pentito. Ancora i collaboranti non ha fatto nessuna dichiarazione per quel processo. Perfetto, ma chi erano? Ma chi erano? Mi sembra Scaraville, Lazzara? Lazzaro. Messina Riccardo? E chi c'era questo